I test sono finiti e con loro anche le prove. Ora si fa sul serio qui all'Albert Park, casa del Gran Premio australiano sin dal 1996. Qui si aprono le danze del campionato mondiale di Formula 1 anche quest'anno. Oggi si gareggia nello stato di Victoria, dove i piloti hanno 16 curve e 5.303 metri a disposizione per raggiungere una velocità media sul giro di 190 km/h. La vicinanza delle barriere rende inevitabili gli incidenti e la storia recente ci ricorda che la safety car non è un'eventualità assolutamente da escludere. Ecco che inizia una nuova stagione e tutto può accadere. Luca Filippi è con me oggi per dare il via a un altro fantastico anno di Formula 1. Pochi istanti ci separano dalla prima gara. Tutti sono tesi e lo credo bene. La prima mette sempre a dura prova i nervi dei piloti e delle scuderie. Le auto sono fresche di fabbrica e la loro affidabilità verrà testata proprio oggi. Quello che ci auguriamo è che nessuno incappi in guasti di vario tipo. Vediamo ora la griglia di partenza in attesa della gara di oggi. Mick Schumacher si posiziona in pole position e Lewis Hamilton completa la prima fila. Nel resto della griglia invece Bottas, Perez, Lando Norris e Leclerc, Ocon, Ricciardo, Sainz e Dani Kvyat, Magnussen, Giovinazzi, Max Verstappen e Gasly. Russell, Albon inizierà più indietro a causa di una penalità in griglia di partenza presa in precedenza. Lance Stroll e Romain Grosjean, Latifi, l'uomo della pioggia. Bella raga, tutto il comandante veneziano. Disastro, veramente. Pioggia in qualifica. Ho sbagliato tutto. Non so che dire, fioi. E non c'entra niente la difficoltà che ho aumentato, ve lo posso assicurare. Niente, purtroppo col PC nuovo ci siamo persi tutta la prima parte di video dove presentavo la macchina, che abbiamo la livrea della Jordan, bellissima, e ci sono stati dei cambiamenti anche. Sì, direi di fare così, sinceramente, anche, bah, sì, dai, proviamo questa strategia qua. E soprattutto, sono stati molti cambiamenti, avete visto le Williams con Ghiotto, il giapponese, Ricciardo in Ferrari, Perez in Renault, si è ritirato Raikkonen e Vettel, quindi ha fatto bene Vettel a ritirarsi, non aveva altro da fare che ritirarsi. E niente, dobbiamo fare una rimonta incredibile, niente, Melbourne sta diventando una gara iper sfavorevole, ma dopo cominciano le gare nostre. Certo, Mick primo, noi così, non sarà facile. Andiamo raga. Tornerà quello bianco, però troppo giallo, mi sembra esagerato. Vai raga, rock and roll, abbiamo la miglior macchina del mondiale. Voglio lottare per vincerlo quest'anno, però inizio di stagione difficilissimo. Vai, passa, piuttosto di beccarmi. Guarda che roba subito. Non ci voglio credere. Non ci sono danni, ma subito arroganti. E il Come si butta. Ancora. Basta! Impressionante, oh! 15esimi, siamo lontanissimi da tutto. Lontanissimi dalla gloria eterna. Insomma, nella prima parte, però dopo nel spostare file roba, ho cancellato per sbaglio la prima parte dei video, scusate raga. Sapete che il Kuma è rincoglionito. Mick sta volando ragazzi, siamo i più forti. Solo che dobbiamo lottare tanto anche col nostro compagno. Sarà bella però. Ok, andiamo forte, continuiamo così. Ok. Dobbiamo cominciare a fare un po' di sorpassi, raga, perché ho capito tutto, ho capito che siamo a 95. Ok. Verstappen molto indietro, Max. Molto indietro, Max. Mick sta volando, mamma Mick. Mamma Mick. Devo rimontare una qualifica veramente impossibile sul bagnato. Non ho trovato il setup giusto e ho fatto letteralmente da cagare. Insomma, le Williams hanno cambiato completamente piloti. Russell è andato in Racing Point. Tante novità per questa terza stagione. Dobbiamo solo prendere un po' di ritmo, raga. Però Melbourne anche in passato con un livello
più semplice, ha fatto schifo. Proprio Melbourne non è più una nostra gara, lo era un po' di anni fa, ma non più, purtroppo. Ho leggermente rischiato, ma ci è andata bene. Siamo abbastanza vicini a Max. Max molto indietro. La Ferrari comunque mi sono messa la quarta e la quinta forza. È crollata la Ferrari. Magnus in Alfa Romeo. Dai raga, dai raga, dai raga, dai raga. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Usalo nel Bellissimo, DRS. sorpasso leggermente aggressivo, vado un po' sull'erba ma non mi danno avvertimento. Quindi va bene, siamo 13esimi con la rimonta continua. Sicuramente abbiamo un passo gara migliore rispetto alla qualifica, che sotto la pioggia veramente, cioè, tempo disastroso. Ma la stagione sarà ricca di emozioni, perché guardate Mick, sta massacrando tutto. Se l'affidabilità, che è il nostro punto debole, rimane comunque buona, possiamo lottare per i piloti tutti e due, costruttori ovviamente. E proprio poco ritmo io qua. È una gara difficile. Vai, vai, spingi Kuma, spingi, che il Giovi è a portata. Che bellissima la livrea Jordan Mugen. L'unica roba che non capisco è perché non mettono un po' di sponsor anche sul coso, su Halo là. Ok. Dai, pigliamocelo il Giovi. Lunga, lunga. No, per fortuna no. Dai, come devi spingere però. Attiviamo la modalità. Dobbiamo arrivare in zona punti il prima possibile. La sua energia. Non stiamo neanche guidando malissimo. Il problema è che non basta in questo momento. Me lo sono preso qua, zio Ken. Non aver troppa fretta, il tempo c'è, il tempo c'è. Mamma mia, Mick sta volando, signori, Bene, la batteria è piena, puoi usare la modalità sorpasso per avanzare. Vola Mick. Noi siamo qua col Giovi. Non stiamo girando malissimo, ma adesso veramente sta creando un trenino importante. Trenino importante. Attenzione, yellow flag. Fuori Ocon. Fuori Ocon. Bandiera verde. Non è uscita la safety car però. Oh sì. È entrata in Esce adesso, esce adesso. safety car in pista. Raggiungi il gruppo ma a velocità ridotta. Tieni d'occhio il Andiamo ai box. Ricorda che devi tenerlo positivo. C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Ci ha pensato un po' qua la Liberty Media. È rientrato ai box. Mick ai box. Vabbè, tanto ora che finisce Mick, io sono ancora, cioè, Ok, rallenta, rallenta. Delta negativo vuol dire che stai incredibile. troppo veloce. Rallenta. Ok, tutti ai box, tutti ai box. Tutti vanno di hard, dai, veloci. Veloci, veloci. Esci, yes. Gara all'uscita dai box. Guadagniamo anche una posizione. Abbiamo effettuato tutte le soste a Il problema è che sono andati tutti. Quindi non avremo possibilità di fare qualche strategia diversa. Vabbè. Sarà dura, ragazzi, sarà molto molto dura.
In realtà forse non ho guadagnato niente, perché con il ritiro di Ocon forse eravamo già a noni, quindi non ci ho guadagnato una emerita cippa. Tutti hanno messo le hard e saluti. Se voglio migliorare la mia posizione devo fare sorpassi in pista. Mick è rimasto primo, beh, Mick aveva un vantaggio infernale, cazzo. Un Mick veramente sontuoso con una macchina stellare. E siamo in regime di safety car. Siamo pronti a riprendere la lotta, raga. Che brutto, ma che cazzo a frenare. Subito errore comandiano, molto bene. Ok, via libera. Male, 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 ragazzi. Partenza a dir poco agghiacciante di Veneziano. E adesso vediamo se siamo in grado di recuperare ancora un po' di posizioni. Dal 20° posto siamo noni, per carità, non è male. Però c'è bisogno di un gran recupero qua, eh. Devo limitare i danni qui a Melbourne e poi inizia la stagione per il Cume. Adesso sei nella top 10. Che bello. Così. Incredibile, seconda safety car, fuori Latifi e Ghiotto. Pazzesco, pazzesco. Seconda safety car. Che inizio, raga. Avevo preso però 32 secondi da Magnussen. Non lo so, proverò a fare dei test, però non credo sia quello il problema, onestamente. Proprio io che non sono competitivo in sta gara. Infatti non ho mai fatto punti nelle prime 2 stagioni. Comunque farò delle prove, se la prossima è già una gara invece dove sono iper favorito. E la vediamo, se no mettiamo magari 93, ecco. Qua tanti punti percentuali cambiano molto, quindi anche 2-3 punti percentuali già vedi una differenza importante. Comunque seconda, 2 safety car qui a Melbourne, gara subito cattivissima, molto arrogante. Adesso vediamo se riesco a riprendere, ma rifare un ultimo giro da pazzi proprio. Abbiamo carburante a sufficienza per Siamo ripartiti e vai, cazzo. Siamo ripartiti e ce lo superiamo. Devo rimettere a posto tutti i bottoni della registrazione, perché col PC nuovo è un casino. Devo riconfigurare un po' tutto, quindi ci vuole aver registrato tutto, cazzo. Adesso la notifica ce l'ho. E ho controllato. Dopo, vabbè, in caso, se no facciamo un video con gli ultimi 2 mi giri. Dai, proviamoci. Adesso devo mettere tutto quello che ho. È stata una gara per noi molto negativa. Distacco di 30 secondi bruttissimi. Non siamo per niente competitivi a Melbourne, ma veramente zero. Sono sicuro che non è il livello. Subito in Bahrain spaccheremo i culi, lo so. Tanto Mick è ancora al comando, questo è importante. Comunque ci tengo, se vince Mick va benissimo. Io ci ho creduto, visto, ragazzi. Tutti volevate un altro pilota e invece Mick strando grandi. Come si sta raggiungendo grandissimi risultati, Mick. Stiamo spingendo come dei forsennati. Comunque un final lap, comunque non ho mai preso punti a Melbourne nel primo e nel secondo anno, quindi va bene. Gara incredibile, 2 safety car subito. Inizia così Liberty Media. Vediamo se riesco a pigliarmi almeno la 7ª. Dai che nel corpo a corpo possiamo far bene. Dai, cazzo, dai. Ormai mi ero rassegnato, onestamente.
Tanto una posizione ce la siamo presa. Ci giochiamo tutto qua. Però la vedo dura, anche perché non c'è il DRS, giusto? Allora è impossibile, raga. It's impossible. Comunque non una grandissima gara per noi. Abbiamo capito che Melbourne è veramente complicata, ma già in Bahrain voglio risultati. Prima volta il Q95, un po' di fatica l'abbiamo fatta, ma è la gara più che il livello, ve lo assicuro al 100%. Speriamo. Vai. Comunque arriva all'ottavo posto, dai. Ok, gara finita. Fai attenzione alla macchina mentre entri. Pilota del giorno comunque, ha recuperato tanto perché eravamo 20esimi. Vinciamo comunque noi, grandissimo risultato. Per la Cumena GP, guardate però la tutta, vale tutto, Oggi senza dubbio la safety car ha cambiato le Bravo Mick, mi va benissimo a me. È stata una giornata fantastica per i 3 piloti che Mick Bottas, il campione del mondo in carica, e il grande Lando. Champagne! Oh, Bottas si forma comunque, forse Hamilton sta invecchiando, Va bene, va bene. Leclerc quarto, dai. I cambiamenti sono comunque Perez in Renault, Magnus in Alfa Romeo, Ricciardo in Ferrari. direi l'uomo della pioggia. Grazie, Russell in Racing Point. Matsushita Williams, Ghiotto Williams, sono le due. E basta. Gasly penalità. Ho girato lento, però 1.24. Beh, insomma, questi però tutti hanno fatto fast, già giri più veloci rispetto a me. C'è andata bene, cazzo, c'è andata molto bene. Dai, abbiamo salvato il salvabile, sinceramente, non male, però chiaramente l'Al Bahrain deve iniziare il nostro mondiale. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!